Oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria. Il nome Maria è di etimologia incerta, deriva probabilmente dal termine egizio Mri, che significa amata o amore. Oggi, 8 settembre, è la giornata mondiale dell'alfabetizzazione. Ricorrenza istituita il 17 novembre 1965 dall'UNESCO al fine di ricordare alla comunità internazionale l'importanza dell'alfabetizzazione, considerata centrale per la risoluzione delle grandi tematiche mondiali come povertà, mortalità infantile, diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, violazione dei diritti umani ed il mancato raggiungimento della parità di genere. Se dico spazio, ultima frontiera, eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise. Di cosa parlo? Ma di Star Trek. La serie esordì negli Stati Uniti, paese di produzione, l'8 settembre 1966 sul canale televisivo NBC. Trasmessa per 3 stagioni televisive successive, si concluse dopo 79 episodi il 3 giugno 1969. Inizialmente non riscosse subito un grande successo di pubblico, solo in seguito, anche grazie alla passione dei fan, divenne un cult, oggetto assieme alle serie successive del fandom più esteso a livello mondiale che si conosca. Buon inizio settimana ai 12. La luna in pesci oggi dolcissima ricorda a tutti i segni zodiacali, in particolare agli acqua, di avere un maggiore riguardo per i sentimenti. Cosa accade nello zodiaco? Ariete. Per voi la luna è in 12ª casa, quindi qualche pensiero un po' troppo emotivo e qualche senso di perdita, proprio perché Saturno retrograda e torna per un attimo in pesci, per cui c'è qualcosa del passato che forse dovete sistemare. Toro, per voi la luna è amica e anche Saturno vi strizza un occhio creando un'ottima occasione lavorativa. Sappiate cogliere il momento e godervi i sentimenti e le soddisfazioni. Gemelli, per voi Urano sta compiendo grandi miracoli proprio perché in accordo con Saturno sta producendo uno degli effetti più interessanti nel vostro cielo zodiacale e sicuramente vi può dare nuove prospettive al lavoro, ma non solo. La creatività di Plutone sembra dipanare qualche dubbio che adesso avete nella mente. Cancro, per voi oggi la luna è stupendamente in trigono e si potenzia, anche perché la luna in serata dialoga con Giove e produce degli effetti molto positivi sia sul vostro umore che sull'assetto affettivo e familiare. Un ottimo lunedì per iniziare. Leone, per voi la luna è molto distante oggi e i vostri sentimenti sono ancora in balia della dolce Venere, che a volte è un po' dubbiosa, piena di sogni, aspettative e prospettive. Mercurio e Sole invece vi danno modo di concretizzare le vostre idee in realtà. Vergine, protagonisti un po' dello zodiaco per adesso, proprio perché il Sole e Mercurio attraversano i vostri gradi. Oggi la Luna in mattinata ancora sarà opposta, mentre invece lascerà spazio in serata per dialoghi molto sereni e anche delle comunicazioni che saranno più dolci di quanto non vi aspettavate. Bilancia, Marte è ancora in disaccordo con Giove e vi impone di aggiustare alcune cose legali, di sistemare un po' di faccende che riguardano la famiglia, il patrimonio o qualche procedura legale fastidiosa. Se parliamo di lavoro invece dovete un po' riaggiustare il vostro staff. Scorpione, ebbene, per voi oggi la Luna in trigono e l'appoggio di Giove saranno molto significativi per farvi recuperare soprattutto in amore, nella passione e nel sentimento che sembra essere molto più dolce del solito e aprirvi nuove prospettive. Più rincuorati sarete capaci di gestire il lavoro che vi sta dando per adesso parecchie soddisfazioni. Sagittario, per voi la Luna oggi è ancora fastidiosamente in quadratura, dovrete tentare di tenere a bada gli umori, anche perché Mercurio e Sole non vi aiutano, il Sole vi fa sentire un po' stanchi e Mercurio vi suggerisce che proprio non è il caso di impelagarvi in dialoghi che potrebbero essere un po' pericolosi.
Capricorno, per voi il cielo è abbastanza sereno, proprio perché i trigoni da Sole e Mercurio vi danno forza, energia, programmaticità e tante nuove idee. Plutone trasforma tutta la realtà davanti a voi e la Luna, oggi molto amica, vi dà una comunicazione dolce e gentile. Hai visto mai? Acquario, per voi oggi gli accordi che Plutone stringe con Saturno e con Urano sembrano essere molto acclimatanti da un punto di vista lavorativo. Vi viene conferita autorità, vi viene conferito peso e inizierete la settimana con una certa sicurezza. La Luna vi suggerisce di sistemare un po' meglio le questioni pratiche economiche, magari c'è qualche scadenza che dovete rispettare. Pesci, Luna oggi nei vostri gradi che si oppone a Sole e a Mercurio, non siete molto soddisfatti delle interlocuzioni e dei dialoghi che per adesso incorrono con le persone che avete intorno, sia al lavoro ma anche negli affetti. Forse qualcuno non comprende a fondo le vostre motivazioni. Datevi tempo, la Luna oggi vi renderà talmente sensibili e empatici da capire dove sta il problema. L'8 settembre 2009 ci lasciava all'età di 85 anni Mike Bongiorno, stroncato da un infarto mentre si trovava nell'hotel Metropole di Monte Carlo, dove stava trascorrendo una breve vacanza insieme alla moglie Daniela Zucconi. Mike Bongiorno era uno dei personaggi più popolari della televisione italiana, re dei quiz televisivi con la sua proverbiale allegria, era ormai entrato nelle case delle famiglie italiane. Condusse il primo grande quiz della televisione italiana, Lascia o raddoppia, e poi a seguire Rischia tutto e Scommettiamo. Calcò inoltre il palco dell'Ariston per 11 volte alla guida del Festival di Sanremo. Provocatore nato, Alfred Jarry è il padre del teatro dell'assurdo. Nel 1896 a Parigi esordisce con Ubu Roi, uno spettacolo che scandalizza il pubblico. Il protagonista, il volgare e arrogante re Ubo, diventa un'icona. Jarry frequenta i salotti intellettuali di Parigi, ma la linea tra il personaggio e l'uomo si confonde, diventa eccentrico, muscoloso e spara addirittura tra la gente quando è arrabbiato. Nonostante la sua stravaganza, Jarry è un intellettuale raffinato e colto. La sua vita scorre veloce, vive in una baracca sulla Senna, pesca per sopravvivere e si nutre di vino, etere e assenzio. Muore a soli 34 anni, chiedendo uno stuzzicadenti sul letto di morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le piante e i fiori sono come i nostri progetti. Alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce l'aspettiamo. Ma in qualsiasi caso servono tanta pazienza e amore e magari un po' di pollice verde. Buona domenica e buona giornata dalla vostra Martina.